due testimonianze. Una testimonianza l'ho già fatta durante un convegno, cioè era da 15 giorni che vedevo doppio. Ero stato posto a diversi accertamenti, ma nessuno riusciva a capire il perché. Una sera sono sceso a Don Bosco avendo bisogno di aggrapparmi alla ringhiera e a mia moglie. Avevo veramente difficoltà a distinguere i gradini. Durante la preghiera mia moglie, Maria Dele e Ciccio, che ci guarda da lassù, mi hanno pregato. È venuto fuori un passo che Gesù guariva due ciechi. Il passo l'ho letto io, nel senso che stavo lì e mi sono accorto in quel momento, mentre leggevo il passo, che ci rivedevo. Un cieco ero io, l'altro cieco non lo so, forse era Maria, che non si accorgeva di qualcosa. Sono risalito da solo su Don Bosco. Questa è una testimonianza che io ho già fatto, però ce n'è un'altra ancora più forte secondo me, che ho vissuto su di me, sulla mia pelle qualche anno prima, che ho detto solamente a qualcuno. Dovevo andare in missione in Ruanda, io sono militare, e quando in Ruanda stavano accadendo delle cose veramente brutte. La cosa era accaduta istantaneamente, nel senso che la notizia mi era arrivata in una settimana e quelli che sono i vaccini che si fanno in circa 2 mesi, io li ho dovuti concentrare in una settimana. Sono arrivato la domenica mattina che stavo veramente male, non sono stato, credetemi, io non sono stato mai così male. Ho detto a Maria Dele, prima di partire, sarei dovuto partire lunedì mattina alle 4, voglio andare a messa, anche se sto male. Sono andato a messa, nel momento, credete, io sono rimasto esterrefatto. Nel momento in cui ho preso la comunione mi è passato tutto. Lode al Signore. Io chiedo a tutti quanti voi di pregare per tutti quelli che hanno malattie in questo momento e che si affidano al Signore. Amen. Il Signore in questo momento sta guarendo tutte quante queste fratelli. Amen. Federico.